Ben ritrovati dalla redazione. Trieste vuole essere crocevia di scienza ed economia, la dimostrazione che gli investimenti vengono attuati non solo a favore ovviamente della ricerca di base, ma che hanno ricadute su tutto il sistema del territorio e sono motivo di attrazione. Trieste è la città dei grandi matematici, sede delle assicurazioni generali e della città che inevitabilmente vede una forte connessione tra la matematica e tutte le scienze applicate alle innovazioni che accompagnano la nostra vita, dall'industria alle energie rinnovabili, dai dati all'intelligenza artificiale. La base di tutto è la matematica. Lo ha affermato l'assessore alla ricerca, università e lavoro Alessia Rosolin all'apertura del congresso biennale della Società Italiana di Matematica Applicata ed Industriale, ospitato alla Sissa di Trieste fino al 5 settembre, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La sicurezza e la qualità della viabilità regionale sono una priorità costante. Con un investimento di 2,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade regionali nell'ambito di Pordenone si dà una risposta concreta alle esigenze di cittadini, imprese e territori, garantendo strade più sicure e moderne. Si tratta di un ulteriore tassello del piano che la Regione sta portando avanti con impegno e continuità. Sono le parole dell'assessore alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Cristina Mirante, a margine della consegna dei lavori di asfaltatura sulle strade regionali dell'ambito di Pordenone. La scuola Vincenzo Raiola ricopre un ruolo fondamentale nella preparazione dei giovani agenti di polizia che a Trieste iniziano il proprio percorso professionale, una istituzione rinomata a livello nazionale che continua a registrare ottimi risultati in termini di qualità e numero di iscritti. Alla direttrice che lascia l'incarico per andare in pensione va l'apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto negli oltre 3 anni trascorsi nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia e la guida di questo prestigioso ente di formazione. Lo ha affermato l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, che insieme al governatore Federica a Trieste ha accolto in regione la direttrice Antonella Carnielutti. Ammontano complessivamente a oltre 1,5 milioni di euro le risorse aggiuntive stanziate con l'assestamento di bilancio e che vengono ripartite a sostegno dei teatri finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo, ai teatri di produzione, ai festival cinematografici, agli spettacoli dal vivo, anche coreutici e musicali. La Regione si conferma al fianco dei principali promotori della cultura sul territorio, lo ha dichiarato il vice governatore con delega alla cultura e sport Mario Anzil, riferendo il contenuto di 4 delibere di settore approvate dalla Giunta regionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo nuvoloso con rovesci e temporali alternati a fasi di tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte con piogge localmente intense o molto intense nel caso di stazionarietà dei fenomeni. Vento moderato da sud con raffiche anche sostenute sulla costa e in quota. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 18 e 20, sulla costa fra 20 e 22 gradi, massime in pianura fra 21 e 23, così come sulla costa. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.